Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. L'autista di Messina Denaro Giovanni Luppino è stato condannato a 9 anni e 3 mesi di reclusione per favoreggiamento e procurata in osservanza di pena aggravati. Luppino è stato arrestato il 16 gennaio 2023 in una clinica di Palermo insieme al boss mafioso. Incidente stradale sull'autostrada A29 all'uscita di Mazzara del Vallo, coinvolti un tir e un'auto medica. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. È morta Simona Sturiale, di 27 anni, di Rocca Lumera, dopo un intervento chirurgico al cervello al Policlinico di Messina. I genitori hanno deciso di donare gli organi della giovane, programmato dal sindaco il lutto cittadino. Sarà ospitata a Catania la quinta edizione dei Mondiali dello Sport d'Impresa dal 19 al 23 giugno prossimi. 30 discipline sportive, sono già oltre 30.000 gli iscritti. In conclusione il meteo: nella giornata di domani si prevede tempo stabile e assolato in tutta la regione. Le temperature si mantengono stabili. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci.